Inglis, il libralesso, 45 anni di Martellago, era diventato papà da appena 4 mesi, dallo scorso 23 agosto, e l'aspettativa di vedere crescere la sua piccolina si è infranta per sempre tra le lamiere della Golf, guidata dall'amico inseparabile Andrea Zampieri, di 34 anni. Inglis non ce l'ha fatta, ha perso la vita dopo il terribile schianto dell'auto, finita nel canale di scolo di via Tito Speri a Scorzè, dopo essersi schiantata contro un albero. Ferito gravemente ma vivo, l'amico alla guida è ora indagato per omicidio stradale. La tragedia domenica, poco dopo le 11 del mattino, quando la squadra dei pompieri è stata allertata e ha estratto i 2 uomini, ma come già detto per il neopapà non c'è stato nulla da fare, era già privo di vita all'arrivo dei pompieri. 2 famiglie ora nel buio dello sconforto più profondo e con l'intera comunità che si interroga sul perché di questa tragedia, che nemmeno quando verrà svelata dalle indagini potrà comunque placare il dolore insondabile di chi si ritrova senza più il suo amato caro.